È la stessa cosa ovviamente il placebo, no, il fatto che l'effetto placebo, se noti che, insomma, un dottore in un ospedale ti dà una pastiglia, però c'è dello zucchero dentro, e invece su un'altra stanza, c'è un'altra persona senza camice bianco e ti dà questa pastiglia, non funzionerà allo stesso modo, sempre con lo zucchero dentro. Non funzionerà allo stesso modo. Perché? Perché vedi la persona che ha un'autorità, che ti dà un qualcosa da ingerire e tu pensi, hai questa credenza che questa cosa funziona. Ovviamente funzionerà con più forza, con più intensità dentro di te quella pastiglia. Però perché non usare questa cosa sempre, invece di semplicemente pensare al placebo dei farmaci? Usiamola sempre. L'aspettativa positiva dovrebbe essere sempre lì. Dobbiamo sempre ricreare un'aspettativa positiva di tutto. E poi ti puoi anche sbagliare, ma va ben così. Preferisco sbagliarmi e quindi arrivare a un evento che magari un evento negativo, però con quell'aspettativa che, era di successo. Meglio così, no? Il problema è che questa autorità, che vi avevo detto prima riguardo a camice bianco che ti dà una pastiglia da prendere, te la prendi e ti fa bene o ti fa male.